Buon pomeriggio a tutti dall'ippodromo Arcoveggio. Cominciamo la riunione di oggi con i 3 anni di discreta categoria. È un invito, sono in 5, la distanza è quella del doppio chilometro. 1 Selin di Celle, Antonio Di Nardo, 2 Corleone Fi, Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata, 3 Corcovado, Roberto Andreghetti, 4 Cool Feeling, Marcello Di Nicola, 5 Chanel Trio, Marco Stefani. Ritirato il numero 6. Stacco sulla retta opposta. Partono veloci sia Selin di Celle che Corleone Fi, che mette mezzo cavallo davanti alla rivale. Ci prova Vincenzo Piscoglio, ma rientra la Saura e rimane davanti. Alla fine si getta di galoppo Corleone Fi. Quindi Selin di Celle in vantaggio davanti a Cool Feeling, poi Chanel Trio, mentre ha avuto un'incertezza anche Corcovado. Leone FI squalificato. Sono rimasti praticamente in 3. Dopo i primi 200 metri in 14,8, in vantaggio l'elegante Selin di Celle, la figlia di Love You, seguita da Cool Feeling e Chanel Trio. Ritmo decisamente modesto, ha fermato decisamente Antonio Di Nardo, 16,1 la seconda frazione. Tanto Corleone Fi a tabellone, mentre Corcovado prova a inseguire. Siamo sulla seconda curva, il terzetto rimane immutato in fila indiana, 600 in 47,6. Numero 3 Corcovado squalificato. Intanto arriva la squalifica anche per Corcovado, che ha ripetuto l'errore. Sempre Selin di Celle, Cool Feeling e Chanel Trio che completano il primo giro in 1,36, ancora 16 la frazione sulla retta di là, cavalli sulla curva. Nulla muta, nulla cambia, sempre in vantaggio Selin di Celle, ritmo modesto. Si conclude ora il primo chilometro in 1,19,7, 16,1 la frazione della curva, secondo passaggio davanti alle tribune. Si gira Antonio Di Nardo, ma la situazione ormai è cristallizzata da tanto tempo. Selin di Celle, Cool Feeling e Chanel Trio, 15,2 qui davanti alle tribune, penultima curva. Sempre la figlia di Love You a condurre, accenna Marco Stefani a spostare, ma per il momento rimane lì. Vediamo la frazione della penultima curva passata da Selin di Celle in 14,9, retta di là, si accelera ora. Si sgranano un po' le posizioni, cerca di rimanere a contatto Cool Feeling che ha preso una lunghezza. Chanel Trio che cerca di rifarsi sotto, 14,2 la retta di là. Selin di Celle cerca di scavare un gap, ma Cool Feeling è ancora tonica nella sua scia. Si avvantaggiano le due femmine, anche perché Chanel Trio si butta di galoppo, quindi rimangono praticamente numero in 2. 5, Ultima Chanel curva passata Trio, in 14,6, sposta all'esterno Marcello Di Nicola, ci prova, ma Selin di Celle ancora buona energia, allunga. Cool Feeling finisce forte, ma Selin di Celle ha vantaggio decisivo e la porta a casa nonostante il buon finale di Cool Feeling. 14,6 la retta d'arrivo, 58,3 l'ultimo giro, 1,16,6 la media sul doppio chilometro. La vittoria di Selin di Celle, Antonio Di Nardo, Eric Bondo al training, la scuderia Wave, la figlia di Love You e Rebelli LB vince in percorso di testa.